Oggi ci siamo occupati con Archeos Arrabus e Limen Arrabus Gerrei della pulizia del nuraghe Perdalonga a Escalaplano. Una giornata indimenticabile. Ecco il nuraghe visto dal basso. Fino a 2 ore fa questo era completamente coperto dalla vegetazione. E qui c'è il sentiero. Qua, guarda semplissimo. Signor Ghezzi, una dichiarazione per la stampa. Cosa vuole dica? Lei sta parlando dell'uomo d'acciaio. L'uomo d'acciaio in persona. In persona. De Azzargio, de Azzargio. Guarda qua. Vediamo. La punta delle dita. Lo vedete? Sulla punta delle dita. Va bene? Fantastico. 75 anni. 75 anni, complimenti. E come potete vedere, sopra c'è chi lavora e sotto sotto c'è chi fa finta di lavorare. Questa è una telecamera che sta incriminando il vostro non operato. Deve guardare l'operato. Però sempre Lei è venuta con la maglietta già sudata. il nostro operato può vedersi là. Qualcuno ha intenzione di fare il falò estivo? Ecco là. Ecco, ne abbiamo per vari Sant'Antonio qua. Sant'Antonio, San Giovanni, tutto quello che volete. Salutare a tutti. Mai vi capitato ora. Adesso andiamo in cima. Eccoci in cima. Come va? Bene, lei? Benissimo. Dichiarazioni per la stampa? Dichiarazioni, stiamo facendo una bellissima cosa. Benissimo. La vista dalla cima del nuraghe. Questa è la parte nascosta del nuraghe, la parte posteriore. Il nuraghe è addossato a questa gigantesca roccia. Un altro muretto. E oltre il muretto. Occhio ragazzi che tagliamo questa. Adesso ci spostiamo. Oltre il muretto sembra esserci quasi un corridoio. Sembra naturale o comunque adattato. Sicuramente naturale, però appunto magari adattato, come dice Fabio. Ah no, Fabio. Pago. Ciao Michele, 2 informazioni su questo bel nuraghe ce le puoi dare? Ciao, si tratta di un nuraghe canonico dell'area interna montana della Sardegna che segue uno schema non esattamente lineare, ovvero si seguiva l'affieramento roccioso già preesistente per addossare delle murature che creassero una torre semi-naturale, semi-architettonica e avere così sicuramente un punto di vista elevato. Dopodiché qui si può leggere bene un corpo aggiunto con dei corridoi che sono stati scavati sicuramente da clandestini, da tombaroli, e hanno anche reso abbastanza instabile la struttura. Probabilmente il sito finiva qui perché non si leggono elementi di villaggio qui intorno, ma non si possono escludere del tutto, e comunque c'è una zona pianeggiante che poteva essere anche utile a questo scopo abitativo. È un sito interessante a livello paesaggistico naturalistico. A livello archeologico è difficile dirlo perché non ci sono elementi materiali visibili in superficie se non qualche colcio di ceramica grezza, e quindi si potrebbe scoprire solo con uno scavo un'eventuale identificazione con una logica precisa dell'Urania. Molto interessante. Quante torri si potrebbero stimare? In questo momento non se ne vede neanche una. La verità è che ci doveva essere sicuramente questo bastione turrito
con il corpo aggiunto, dove molto probabilmente ci poteva essere una torre, però il crollo è veramente invasivo e non consente di fare una lettura dell'architettura. Per di più l'intervento del Tombaroli ha ulteriormente confuso la linearità architettonica, per cui è difficile individuare una torre vera e propria circolare. È probabile che l'ingresso fosse lì, che a croce è in direzione sud-est, est-sud-est. Dopodiché qua c'è probabilmente un ambiente, perché lì si vede la muratura che allarga, non è detto che fosse necessariamente circolare, poteva essere anche ellittico o subellittico, ed era probabilmente un ambiente del corpo aggiunto. Qui, dove sembra che ci sia una certa circolarità, invece è probabile che questo sia l'esito dello scavo dei Tombaroli, che hanno portato via pietra alla rinfusa e hanno creato una sorta di incavo circolare, ma probabilmente non è fedele a un ambiente, tant'è che non si vedono paramenti murari sui lati. Però poteva esserci qua magari la scala per salire su. Allora, questa è la probabile torre, l'unica parte che si riesce a leggere. Qua si vede un muretto e poi appunto la parte di crollo. Questo invece è un muretto esterno. Adesso che stiamo andando via, sta arrivando l'ombra. Certo, dai. In questo lato il nuraghe si affaccia direttamente su una rupe rocciosa e dopo di questo appunto c'è questo bastione naturale, insomma, doveva essere ben protetto da questo lato. Stai attento che lui, se passi vicino a lui deve avere il porto d'armi, questo è pericoloso. Dopo già comprende. No, vero Ghezzi? Due cazzi per la moto, come da questo, Vedo, Sono in Quando sa mamma la stringe de se ischire con salmano zappetto pro consolo chi li va che il suo primo braccolo chi l'ha fatto il suo primo vestire dentro la sala, le mosche piene. Salute a tutti. Ciao. Ma no, Jeffy, no, non so perché la ciappa si regala, però no. Saluto. No, papu. Saluto a tutti. Ciao. Saluto ai nostri telespettatori. Ciao a tutti. Ringraziamo tutti i partecipanti.